Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Adige TV. Questa sera parliamo di sport, in particolare di calcio, tra sospensioni, riprese, rinvii, dubbi sulle tempistiche per il 2021. Il calcio dei dilettanti si interroga sul suo futuro. Col nuovo anno si potrà ricominciare anche con i campionati minori dopo la ripartenza della Serie D? Ci sarà la forza di farlo? Ci saranno le economie che lo permetteranno? Ne parleremo stasera con Giuseppe Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, Mario Gennaro, presidente dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, sempre di Verona, e Mario D'Aleo, giocatore dell'Avesa seconda categoria. In collegamento con noi Cristian Zaffani, presidente del Vigasio, e Marco Tommasoni, allenatore del Sona Calcio. Ma come di consueto, prima di iniziare, vediamo i dati dell'emergenza coronavirus e lascio la parola al collega Alessandro Bonfante. Buonasera Matteo, buonasera a chi ci segue da casa. Andiamo a vedere i dati come sempre sulla elaborazione grafica di JD Visual, dati del Ministero della Salute delle scorse 24 ore: meno 445 ricoverati con sintomi, meno 77 ricoverati in terapia intensiva, meno 17.000 in isolamento domiciliare. Sono numeri che da qualche giorno cominciano una timida ripresa verso una situazione migliore, però il numero dei decessi fa ancora paura: 680 nelle scorse 24 ore i decessi registrati in Italia, con altri 17.572 casi totali e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.888.000. E in Veneto il presidente della regione Luca Zaia sottolinea la situazione difficile: senza misure a gennaio non ne veniamo fuori. Il governatore ha dato il numero dei decessi e dei ricoverati: 77 decessi nelle scorse 24 ore in Veneto, meno 6 ricoverati. Tra stasera e domani, ha detto, si chiude il confronto con il governo, servono misure nazionali uniforme perché altrimenti a gennaio non ne veniamo fuori. Questo il suo commento. E ancora sono arrivate critiche da parte del PD, di Europa Verde, al presidente per la gestione della situazione Covid, appunto. Andiamo alla parte invece del governo, perché la regione risponde al direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, rettificando il dato della positività, del tasso di positività è il 6,3%, non il 18%. Questo dice la regione Veneto con una nota ufficiale per rispondere ai dati offerti appunto dal responsabile della salute Rezza. E c'è infine un appello dei medici e degli infermieri veronesi che vivono in prima linea la situazione negli ospedali e chiedono nuove misure severe. Siamo al limite, misure più stringenti di quelle attuali o il rischio di non riuscire a sostenere l'emergenza diventerà concreto. Questo è l'appello dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri di Verona. Il presidente dei medici Rugiu: quanti morti dovremo ancora contare? Il sistema sanitario è al limite, se andiamo avanti così faticheremo a uscire dalla seconda ondata. Questo il quadro e anche gli appelli di oggi alla situazione e al rispetto delle misure anticontagio. Grazie Alessandro per l'aggiornamento. Abbiamo visto che la tensione rimane alta per un'emergenza che nella nostra regione, ancor più della prima ondata, si fa sentire in termini di ricoveri e purtroppo anche di vittime. Cerchiamo per quanto possibile di cambiare pagina e cambiare registro e veniamo al tema del giorno. Come dicevamo all'inizio, parliamo di calcio, in particolare di calcio dilettantistico. Dopo la sospensione dei campionati scorsi a fine estate, la ripresa poi il nuovo stop dopo poche giornate, nonostante tutti gli sforzi per l'adeguamento alle norme e alle regole di contenimento del virus. Ripresi fino a questo momento, oltre ai campionati professionistici che in realtà non si sono mai fermati, i campionati di Serie D, e ancora bloccati invece i tornei dall'eccellenza fino alla terza categoria. Si parla anche del 15 gennaio come possibile data per la ripartenza, ma tutto dipenderà dall'evoluzione del virus e vedremo, sorpresa di questa puntata poi, che ci sono delle belle novità annunciate poco fa anche dal presidente Ruzza e uscite con un comunicato ufficiale proprio pochi istanti fa. Nel frattempo si fanno i conti con delle conseguenze di questo stop prolungato che sono molto pesanti. A confermarcelo è proprio il presidente del Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza. Sentiamo le sue parole.
potrei usare un termine unico e tombale, è un disastro. È un disastro sotto tutti i punti di vista, un disastro che sta creando momenti di disaffezione da parte di dirigenti che tanto si impegnano per questo calcio dilettantistico, che non è solo sport, se mi è permesso, ma anche un volano, diciamo così, di carattere commerciale, perché investe tante persone. Però prima di tutto è uno sport dilettantistico. D'altra parte, io personalmente, prima che come presidente del comitato regionale Veneto, che è il secondo in Italia, non posso contestare il provvedimento di fermare a fronte di quasi 900 morti anche ieri. Il calcio dilettantistico deve essere divertimento. Noi dobbiamo giocare per diletto, senza pensieri, dobbiamo andare in campo a scaricare tensioni che vengono da altri ambiti. E quindi voglio dire, la situazione è disastrosa perché rischia questa disaffezione. Noi ci stiamo impegnando in ogni modo nei confronti della società. Siamo partiti con un corso online per dirigenti, per addetti alla segreteria. Abbiamo avuto ben 300 adesioni, dico 300. E siamo già sabato alla quarta edizione, quindi cerchiamo di essere vicini alle società in ogni modo. E di difficoltà parla anche Mario Gennaro, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri di Verona, che come Ruzza si è affidato alla tecnologia per restare in contatto con i suoi. Sentiamo. Sì, specialmente per noi arbitri è una situazione abbastanza anomala. Come con questo Covid che ci fa tanto soffrire, ma penso per tutte le attività sia sportive che non. Noi facciamo facciamo tutto online, sia le riunioni che anche i corsi arbitri. Stiamo svolgendo adesso un corso che spero che vada a buon fine. Siamo in 15 associati, nuovi associati, ma li facciamo tutto online. E diretti coinvolti in questo periodaccio sono anche i calciatori e abbiamo raggiunto Mario D'Aleo, giocatore d'esperienza dell'Avesa. Sentiamo. Ma è una situazione molto particolare, nel senso che ormai anche con l'esperienza dell'anno scorso siamo quasi abituati, però è dura perché comunque abbiamo avuto praticamente 2 campionati un pochettino falsati, un po' annullati, e la situazione, lo stare a casa è difficile, danno concessioni per potersi allenare senza contatto, ma è una cosa comunque molto complicata, quindi bisogna aspettare e accettare un pochettino la situazione e sperare che tutto si risolva il prima possibile. È chiaro che fare delle previsioni adesso è complicato, quindi resta che aspettare. E prima di dare il benvenuto al primo ospite di questa sera in videocollegamento con noi, ascolterei, e poi capirete il perché, di nuovo il presidente Ruzza, che interviene sulla riforma dell'ordinamento sportivo in discussione in questi mesi, che introdurrebbe tra le altre lo svincolo automatico dei giocatori dopo la fine di una singola stagione e l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS a dirigenti e volontari che ruotano attorno alla squadra. Ruzza è tra l'altro tra i firmatari di una lettera destinata alle istituzioni che si oppone nettamente a tale riforma. Sentiamo il perché. Assoluta contrarietà a questo provvedimento, fatto, a mio modo di vedere, mi assumo la responsabilità di quello che dico, da persone che non conoscono effettivamente il nostro mondo. Insomma, non è la prima volta. Cioè, io credo che chi decide deve confrontarsi. Gli attori principali nostri sono le società.
sono le società, perché senza società non si va da nessuna parte, e la società è rappresentata dal suo legale rappresentante, che è il presidente. Lei immagini, io dico solo, faccio solo un cenno, un presidente che ha già mille difficoltà, parlavamo prima di disaffezione, parlavamo prima di problemi economici, di problemi etici, di tutti i problemi che questa pandemia ci sta creando. Immagini lei se ci aggiungiamo questo, nel senso che il presidente ogni anno si vede svincolati i propri giocatori, ogni anno deve, come dire, rifare la squadra, ogni anno deve confrontarsi con le consorelle, con le realtà vicine, diventa una guerra dei poveri, perché magari per 50 euro io perdo un giocatore perché va di là, cioè diventa una cosa che io non accetto più. Da una parte io mi ricordo il mio amico Damiano Tommasi, bravissimo dirigente, ma prima di tutto bravissima persona. Lui diceva eticamente non è giusto che rimanga vincolato, però c'è già la possibilità ora di essere svincolati ogni anno, ed è il 108, l'articolo 108. Se tu lo firmi, tu ogni anno al 30 di giugno sei svincolato, quindi c'è già un provvedimento che va verso questo intendimento. È chiaro che dobbiamo permettere ai nostri presidenti e ai nostri dirigenti di pianificare con certezza e sicurezza, e anche, se mi è permesso, con calma, le proprie stagioni sportive, che così non sarebbe capace, se non sarebbe possibile, senza dimenticare che chi è che poi intende investire ancora in questo caso nel settore giovanile, quando sicuramente al compimento di 18 anni liberi tutti, mea liberi tutti, si dice a Venezia, insomma. E così si dice a Venezia. Diamo il benvenuto al presidente del Vigasio, Cristian Zaffani. Benvenuto presidente. Salve a tutti, buonasera. Allora, ha sentito le parole di Ruzza, insomma, condivide quanto espresso nel contributo che abbiamo appena visto, le perplessità che riguardano anche i presidenti, che si dovrebbero trovare ogni anno così con l'incertezza di avere una rosa, di avere i giocatori a disposizione. Cosa pensa di questo tema? Per carità, io sono un po' contrario a quello che ha detto il presidente Ruzza, perché io sono stato... Siamo nelle 30 società in tutta Italia che l'anno scorso hanno avuto questa retrocessione a tavolino, gestita in maniera pessima, ok? Da persone che non sono all'altezza. Si sapeva tutto, si sapeva che arrivava la pandemia, che a gennaio ne avevamo già parlato. Cosa hanno fatto? È che, non so, in federazione hanno gestito come al solito, solo ed esclusivamente, questo lo dico, mi prendo le mie responsabilità, non ho problemi perché io non vivo di calcio, ok? Voglio chiarire, ok? E loro gli interessano solo ed esclusivamente le iscrizioni, ok? Gli interessavano solo ed esclusivamente questo, non hanno guardato le società, perché alla fine io ho visto, siamo andati avanti con una guerra, siamo andati fino al TAR e tutto quanto, ma alla fine non abbiamo ottenuto niente. Le società per le federazioni non contano niente, ok? Io sono arrivato a questa conclusione. Si sapeva già tutto, era la gestione. Io non capisco perché non guardano fuori Italia. Tutti gli altri stati europei hanno bloccato l'anno scorso il campionato, lo riprendevano a febbraio, a marzo, chiudevano l'anno, quindi si rovinava un campionato. In quella maniera qua ne rovinano due, ma era una cosa che si sapeva, logicamente gestita da persone che guardano solo ed esclusivamente il suo interesse. Non che mi vengano a dire che non ci hanno mai chiamato l'anno scorso, non ci hanno mai detto niente, non hanno mai sentito hanno coinvolto, hanno deciso 4 retrocessioni, è morta lì. Certo, no, assolutamente. Ricordiamo appunto che il Vigasio l'anno scorso si trova in quella posizione, ma chiaramente aveva davanti delle partite anche che l'avrebbero... Sì, mancavano 11 partite. Esatto, 11 partite. Erano 11 tante. Partite e mezzo campionato. Certo, hanno deciso così. E ricordo che siamo stati gli unici in tutta Europa a fare le retrocessioni. In tutti gli altri campionati l'hanno bloccato per la pandemia. E poi l'hanno ripreso. Invece quando loro hanno deciso così, le 4 retrocessioni, che tra l'altro hanno fatto solo esclusivamente in Serie D, e anche qua non riesco a capire il perché,
vabbè. Però ho visto che alla fine interessavano solo ed esclusivamente le iscrizioni. Questo Cosa ne pensa dopo invece che il presidente mi viene a dire che siamo legati alla società, ma che società? Su, dai, no. Non diciamo cazzate, ecco, scusa, perché altrimenti mi girano anche le scatole. Dopo l'anno scorso, cosa poi adesso hanno chiamato, hanno detto ma scusa, cosa adesso? Quando ormai la frittata è già fatta. Zaffani, cosa ne pensa invece di questo nuovo stop che è arrivato a novembre? E tra l'altro dispiace perché eravate proprio primi in classifica dopo qualche giornata, ma come vedremo ci sarà una novità, perché oggi con un comunicato... Sì, è un altro campionato sfalsato. È un altro campionato che probabilmente faremo solo l'andata, quindi non si può sbagliare solo partite. L'andata, sì. Cioè non abbiamo... è un'altra cosa a metà. Ma ritorno a dire che si sapeva, quindi è stata gestita come al solito da persone incompetenti. Questo. Senta, lei chiaramente presidente di una società ha la responsabilità legale, ma anche chiaramente si sobbarca quelli che sono gli investimenti, le spese per gli adeguamenti. Quanto è difficile fare ormai il presidente oggi? Allora, il presidente oggi su una società che logicamente punta a qualcosa di importante, diventa una società a tutti gli effetti. È molto difficile, diventa ormai, io capisco anche il presidente che sì, è lo sport e tutto quanto, ma è tutto relativo, più va in su, più è difficile, più diventa un'azienda, e l'azienda deve essere gestita da persone proprio per arrivare a qualcosa, hai capito? È sempre una passione, quello lo capisco e tutto quanto, però gestirla diventa sempre più difficoltoso. Certo, lei ha dato tanto e sta dando tanto al calcio, cosa la motiva appunto per essere sempre lì a fianco? Guarda, io sinceramente l'anno scorso volevo mollare, perché dopo una cosa del genere ti passa la voglia, perché ricordo che io lo faccio io con i miei soci, noi lo facciamo esclusivamente per passione, ok? Qua abbiamo una passione innata e logicamente questa ti porta avanti, ti porta a fare delle scelte, anche se a volte sinceramente sono state pesanti, perché essere spediti i retrocessi a tavolino sicuramente dà fastidio. Ecco, questo è quello che ti dico. Alla luce di tutta questa situazione tra sospensioni, rinvii eccetera, teme un po' per il movimento, a parte quest'anno che ha già detto che è una situazione, una seconda stagione falsata, però teme un po' per il movimento anche negli anni futuri, è preoccupato un po' per quello che sicuramente. Allora, l'andamento del calcio è legato alle sponsorizzazioni, è legato alle società, alle ditte, diciamo così, le sponsorizzazioni. Quindi è normale, se le aziende vanno male diventa difficile sponsorizzare, dare la possibilità al calcio di poter andare avanti. È molto legato, sarà sicuramente, andremo a incontrare sicuramente degli anni molto molto duri, sia da parte dello sport che da parte anche delle aziende. Assolutamente, questa è un po' la preoccupazione che chiaramente aleggia in un settore come quello del calcio dilettantistico, che è fatto ed è sostenuto da persone di grande passione come lei, chiaramente, perché investire oggi nel calcio ci insegna che non dà un ritorno sperato o un ritorno come poteva essere fino a qualche decennio fa, no? È così? Certo, è solo passione, esclusivamente passione. Io adesso ogni tanto sento anche, altri presidenti, prego. I miei colleghi qua dell'eccellenza, che abbiamo fatto un gruppo anche lì, e vedo che tutti quanti bene o male vanno solo ed esclusivamente per passione, però arrivi a un certo punto, sai che dai, tira una volta, dai, tira un'altra, dai, fino a un certo punto che la corda si rompe e allora lasci. Certo. Senta, sappiamo che deve andare e chiudiamo magari con un auspicio, una speranza. Avete stoppato il campionato in testa alla classifica, probabilmente dai primi di marzo si riprenderà con i gironi di solo andata, comunque ve la potete giocare e potreste avere la possibilità di cancellare l'amarezza dell'anno scorso con un bel finale. Ecco, cosa si augura, cosa auspica per il 2021 dentro e fuori dal calcio?
Ma sicuramente io spero che riusciamo a trovare questa libertà che ultimamente non c'è. Dopo, per carità, se logicamente sistemiamo la pandemia, bene o male il calcio ripartirà, probabilmente ripartirà più moderato, più tranquillo, però io penso che ed è giusto che sia così, che andremo avanti sicuramente. Grazie Presidente Zaffani per essere stato con noi e insomma in bocca al lupo per la ripresa quando sarà del campionato, e mi raccomando non molli, perché rappresenta quella schiera di persone che stanno veramente dando tanto e tengono in piedi il movimento dilettantistico, e non solo, perché il Vigasio era in Serie D l'anno scorso, quindi semiprofessionistico, di cui abbiamo tutti bisogno, specie una regione come il Veneto che ha dato tanto al calcio. Grazie, buona serata e buon Natale. Grazie altrettanto, grazie. Ma è stata una scelta corretta quella di fermare i dilettanti? È una domanda che abbiamo posto al presidente Ruzza. Sentiamo. Allora, abbiamo visto che anche nel calcio dilettantistico tantissimi sono stati i contagiati positivi, e quindi il calcio dilettantistico ha le risorse economiche, le risorse organizzative voi sapete che c'è la bolla, che devono fare i tamponi, devono rimanere chiusi in albergo, cioè le società dilettantistiche, facevo cenno un attimo fa, che devono giocare per diletto. Insomma, i nostri presidenti non è che abbiano le disponibilità, oppure se le hanno non credo che vogliano giustamente investirle in tamponi, in alberghi. Cioè, la Serie D è ripartita con tante difficoltà, con l'accordo sui tamponi veloci fatto con la Federlab, che sta creando peraltro tantissimi problemi. Noi come comitato regionale siamo in contatto con aziende che hanno i tamponi veloci. Il problema è solo uno: la certificazione dei tamponi veloci, che potrebbero essere fatti a un costo accessibile, perché il costo è assolutamente accessibile, e però c'è il problema della certificazione, che il protocollo, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, prevede che la certificazione di qualsiasi tampone certificazione ufficiale debba essere fatta da un medico o da una struttura autorizzata. Però insomma ci stiamo lavorando, nella speranza però che questo non possa essere necessario. E diamo il benvenuto a Marco Tommasoni, allenatore del Sona Calcio, squadra appunto di Serie D. Benvenuto Marco. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo proprio da qui, da quello che ha detto anche il presidente Ruzza. Il 13 dicembre siete ripartiti, avete dovuto adeguarvi ai rigidi protocolli che ricordava appunto il presidente. Insomma, non è facile lavorare chiaramente rispettando queste regole così ferree e così dure, immagino, no? Sì, a dire la verità, noi non ci siamo praticamente mai fermati, perché la Lega Nazionale Dilettanti ha investito il mese di novembre per andare a mettere alla pari tutti quelli che erano i recuperi di campionato che si sono persi durante il mese di settembre e di ottobre. Quindi dal punto di vista tecnico la squadra ha sempre continuato ad allenarsi, e abbiamo recuperato proprio la settimana scorsa un recupero di campionato con la Caldina Desenzano, che mancava dall'ultima settimana di ottobre. L'abbiamo recuperato l'ultima settimana di novembre o la prima entrante di dicembre, no, il 6 di dicembre. Quindi un vero stop non c'è mai stato. Io dico fortunatamente in Serie D, perché comunque ci ha sempre dato la possibilità di poter dare continuità agli allenamenti, e quindi di, tra virgolette, non perdere quella che era la condizione, anche se ovviamente senza i 90 minuti certo. Si potevano venire a creare delle problematiche, però il fatto comunque di poter dare continuità e la possibilità di potersi allenare di sicuro ha aiutato. Ecco, come state affrontando un po' questo periodo? Come vede i suoi giocatori? Ha dovuto anche cambiare un po' le modalità di allenamento, rivedere quelli che erano i programmi di inizio stagione? Insomma, una situazione talmente particolare e inedita che bisogna un attimino adeguarsi.
Guarda, di sicuro sì, nel senso che faccio un esempio, proprio sabato noi abbiamo l'obbligo adesso entro 48 ore prima della gara di comunicare eventuali positivi e di estraniarli da quello del gruppo squadra. Quindi proprio lo scorso venerdì ci siamo trovati a preparare una partita che per noi era molto importante, che era una trasferta contro, diciamo, una squadra che è nata per provare a vincere il campionato, e dai tamponi di venerdì ci sono venuti fuori 2 ragazzi positivi, il che come sai in Serie D, essendoci anche la regola dei giovani, abbiamo dovuto stravolgere un po' tutte quello che era il piano che avevamo preparato. Quindi dal punto di vista organizzativo io lavoro sempre con lo staff, però prepariamo le cose massimo 2 o 3 giorni alla volta, perché comunque una programmazione vera quest'anno non si può fare. Poi però dall'altra parte ci sono altre anche dinamiche che sono quelle del campo, che stanno incidendo molto su quello che è la qualità dello stato fisico del giocatore, nel senso che tanti giocatori, essendo fermi da marzo dell'anno scorso o fine febbraio, stanno accusando dal punto di vista fisico quelli che sono i ritmi, quindi ci troviamo anche davanti a tanti problemi muscolari dettati appunto da questa sosta prolungata. Quindi non voglio neanche immaginare le altre categorie come l'eccellenza, la promozione, con questi stop continui come possono trovarsi davanti, perché noi comunque che ci alleniamo fondamentalmente tutti i giorni, perché stiamo parlando di 5 allenamenti alla settimana più la partita, quindi 6 con un giorno solo di recupero, abbiamo problemi muscolari, avendo possibilità di poter fare doppi allenamenti, potendo fare palestra, potendo fare una serie di lavori ad hoc, abbiamo una serie di ripercussioni anche fisiche. Quindi comunque quest'anno è un anno molto molto particolare da questo punto di vista. Figuriamoci una prima, una seconda, una terza categoria, insomma, che non voglio neanche immaginarlo. No, se riprendono i campionati, insomma, aiuto. Ma vediamo un attimo dal sito veronadaily.it, perché insomma questa notizia immagino che sappia di cosa stiamo parlando, adesso la vediamo. Insomma, una notizia che sembrava proprio una fake news subito, no? Maicon, il Suona Calcio, arriverà a gennaio. Insomma, sembrava una voce e invece sembra che sia così. La nostra collega Alice Martini, tra l'altro, l'aveva raggiunta anche telefonicamente e a quanto pare, insomma, aveva rilasciato anche delle dichiarazioni che facevano intendere proprio l'arrivo. Ecco, è incredibile una notizia di questo tipo. Chiaramente è un Maicon di 39 anni, ma un Maicon che ha vinto tutto con i club, in particolare anche con l'Inter, no? Il triplete, le scudetti. Come mai è tornato a Verona e tornerà a Verona e proprio nel Suona Calcio? C'è un motivo particolare? Allora, il motivo è dettato dal network, perché abbiamo una persona, un signor Tiago, che è all'interno della società, che è in contatto con la sorella di Maicon, e le volontà, cioè noi ci stiamo lavorando, perché comunque la voce di Maicon è trapelata già dai primi mesi di ottobre, dove c'era la volontà da parte del giocatore di voler tornare in Italia. Dopo, sai, sono opportunità, possibilità di mercato che delle volte uno neanche pensa, perché comunque un giocatore del suo calibro che voglia finire la sua carriera in una Serie D nel veronese, in interregionale, dopo tutte le esperienze che ha avuto, quindi stiamo parlando di Inter, ma anche lo stesso Manchester City, Roma, Monaco, quindi nazionale brasiliana, perché vanta più di 70 presenze nella nazionale brasiliana. Ci sembrava anche a noi una potenziale fake news, solo che poi prendendo contatto col giocatore abbiamo avuto anche delle Skype call con lui, che manifestava la voglia di comunque voler tornare in Italia per fare una parte del campionato, perché comunque attualmente stava finendo il campionato brasiliano di interregionale, chiamiamolo interregionale, però sarebbe una quarta divisione brasiliana, e giorno dopo giorno le cose sono diventate sempre più serie, nel senso che comunque
da un pourparlers è diventato un interessamento, dall'interessamento c'è stata quella che è stata propriamente una proposta scritta da parte della società, con tutto quello che ne riguarda dal punto di vista, diciamo, tecnico, nel senso che comunque stiamo parlando di un contratto che deve passare attraverso la FIFA, perché stiamo parlando di un ex professionista che passa nel dilettantistico italiano, quindi comunque c'è stato del tempo che è stato investito per valutare l'opportunità di mercato, e alla fine poi c'è stato l'ok del giocatore che proprio poche settimane fa è stato confermato dalla società. Dopo io, sai, faccio l'allenatore, quindi certo. Più che vagliare l'idea di poterlo avere in rosa, che certo. ovviamente mi pare scontata, c'è stato un lavoro da parte del direttore sportivo e dell'assistente, diciamolo, il direttore sportivo, che è questo signor Tiago, che è in contatto con la sorella che gli fa da procuratore, e proprio la settimana scorsa c'è stata la conferma, quando hanno comprato i biglietti aerei al ragazzo, diciamo a Maicon, c'è stata la conferma che il 7 arriverà gennaio in Italia. Arriverà, sì. È proverbiale il fatto che mister Tommasoni non faccia sconti a nessuno. Un giocatore se la deve guadagnare la maglia. Nel caso di Maicon possiamo fare un piccolo sconticino. Che emozione sarà, insomma, comunque allenare un giocatore del suo calibro, perché non possiamo nasconderci dietro ai fatti reali, chiaramente tenendo conto di un'età che non è più giovane, però insomma un campione del genere non si discute neanche alla soglia dei 40 anni. No, beh, allora dal punto di vista tecnico non è che stiamo discutendo il giocatore. Io penso e mi auguro che comunque l'apporto che lui dia sia diretto dal punto di vista tecnico, ma anche indiretto dal punto di vista dell'entusiasmo, perché comunque stiamo parlando di una rosa che è abbastanza giovane e che nel momento in cui Maicon vaglierà le porte d'allenamento del Sona genererà entusiasmo e voglia di allenarsi, perché poi sai, quando arrivano dei campioni come quando è stato Baggio a Brescia, sono quei campioni che ti fanno svegliare, ti fanno venire la voglia di andare al campo ad allenarti, quindi io penso che l'effetto Maicon debba riversarsi più che su di lui direttamente, che dal punto di vista tecnico ovvio che non può essere il Maicon del triplete, certo. ma deve essere un effetto entusiasmo da parte della società e da parte di tutti i giocatori e dello staff, che comunque avranno l'opportunità di potersi confrontare, perché poi alla fine noi abbiamo anche un altro giocatore che ha più di 180 presenze in Serie A, che è Paolo Della Fiore, che comunque vaglia presenze importanti tra Parma, Fiorentina, Inter, Palermo, e poi abbiamo anche Zamboni, che comunque è un altro giocatore che certo. è stato capitano in Serie A, ha fatto gol alla Juve, quindi comunque certo. oltre ad avere un direttore sportivo che è stato anche capitano del Verona, perché comunque Claudio Ferrarese è un direttore, è un ex giocatore, ma comunque con tante presenze tra A e B, quindi sai, il fatto di poter aggiungere anche Maicon alla rosa dà di sicuro l'entusiasmo di poter essere trasmesso ai giovani, che comunque devono reputare questa stagione come un'opportunità anche per loro, perché non tutti gli anni che fai l'interregionale ti capita di avere 3 o 4 giocatori che hanno fatto la storia del calcio locale, in questo caso anche internazionale. Quindi io la reputo un'opportunità anche per tutti i ragazzi, oltre che anche per me, perché comunque vedo che più ci si alza di caratura dal punto di vista tecnico del giocatore, e più c'è disponibilità e voglia anche di volersi confrontare, quindi dal punto di vista mio è un arricchimento tecnico, perché vedo che anche con Della Fiore ci si confronta, si parla e si valuta anche insieme, perché alla fine sai, fare l'allenatore quando tu hai la possibilità di poter allenare giocatori che hanno un bagaglio tecnico del genere, è importante riuscire a fare in modo di poter raccogliere anche da parte loro, oltre che a poter dare. Quindi ecco, sono entusiasta del fatto. E l'umiltà che hanno queste persone, perché chiaramente
mettersi a disposizione comunque di una società di Serie D. Chiaramente non è il Maicon del triplete, lo abbiamo già ricordato, però insomma uno potrebbe anche dire vivere sui ricordi, invece no, si mettono in gioco giorno per giorno, ripartendo penso ogni anno quasi da zero, e il fatto che si mettano a disposizione di un gruppo di Serie D, di una società veronese di Serie D, vuol dire che c'è tanta umiltà anche da parte di questo grande campione. Ma certo, perché alla fine poi sai, la cosa bella di questo sport qua è che quando poi scendi in campo si è tutti uguali, e spesso quello che ti muove a svegliarti alla mattina e a darti gli stimoli è proprio il fatto di avere una passione pura per lo sport, perché indipendentemente da quello che sia il tuo background o il lato economico, che sono diciamo due cose che vanno su due binari diversi, la cosa che mette in comune tutto, dal ragazzino del 2002 a io parlo di Zamboni o di Maicon, che comunque sono giocatori che hanno 200-300 presenze tra i professionisti, è quello di avere passione per lo sport. Quindi assolutamente, questo è la cosa che poi gli fa fare il saltino di qualità a lui, ma soprattutto gli dà l'esempio al giovane di vedere che poi alla fine Zamboni, Ferrarese, Maicon, Della Fiore sono sempre i primi ad arrivare al campo, sono sempre i primi a dare l'esempio, sono sempre i primi ad avere rispetto dello staff, di quello che sono gli avversari, perché poi sai, oltre che la settimana, io vedo anche che è il modus che hanno di porsi verso le terre arbitrali, verso gli avversari, il fatto di sapersi comportare, di non avere mai la parola scorretta, di non pensare di dover vincere o di doversi comportare in campo, quindi è tutto un insieme che è formativo. Senti mister, un'ultima domanda, poi se avrà tempo di rimanere ancora con noi, un altro paio di contributi, poi torneremo brevemente per una chiusura. Brevemente, ha già immaginato dove posizionerà Maicon all'interno del campo? Un'idea se l'è fatta così, sì, senza vederla? No, l'idea è stata già pianificata e anche abbastanza condivisa anche con lui, perché comunque è già 2 anni che lui fa il centrale difensivo. Okay. Ovviamente non avendo più la velocità, diciamo, la capacità aerobica che aveva quando era all'Inter, che di fare il fluidificante in una difesa 3 o una difesa, certo, 4, è più un discorso di gestione, dal punto di vista tecnico si è condiviso il fatto di farlo giocare a difensore centrale, quindi quando Maicon arriverà sarà difensore centrale, non sarà in questo primo momento un terzino fluidificante che ricordiamo come all'Inter. Grazie Tommasoni, torneremo tra un minuto da lei, lascio la parola al collega Bonfante. Dicevamo poco fa, le società di Serie D si sono organizzate per rispettare i nuovi rigidi protocolli, ma anche le piccole società hanno dovuto fare grandi sforzi. Sentiamo ancora Mario D'Aleo. Ma da noi, parlo per quello che conosco, ad Avesa sono stati veramente molto bravi, nel senso che noi ci veniva misurata nel periodo di allenamento dove abbiamo giocato, ci veniva misurata la febbre sempre, l'ingresso e l'uscita erano separati, negli spogliatoi stavamo sempre un pochettino a distanza, quindi devo dire che siamo stati bravi, la società è stata veramente molto attenta, quindi sì, è chiaro che poi dopo il virus sta girando e gira da tempo ormai veramente tanto, quindi per quanto una società possa controllare, fermarsi penso sia stato giusto, nel senso che poi puoi fare tutti i tipi di prevenzione possibili, però poi dopo se gira così tanto arriva prima o poi. A sottolineare questo grande sforzo da parte delle società dilettantistiche è ancora lo stesso Ruzza, sentiamo. Le nostre società spessissimo all'inizio, quando abbiamo cominciato, diventate una barriera contro il contagio, ma proprio una barriera vera, col fatto di rispettare esattamente le linee guida, le linee attuative, i protocolli di PCM con assoluta severità, nel senso distanziamento, igienizzazione, sanitizzazione dei locali, misurazione della temperatura, autocertificazione. Quindi voglio dire,
sono diventati una barriera, sono diventati il primo front office per vedere se qualcuno, e quando hanno le nostre società rilevato qualche positività, non veniva dall'interno degli spogliatoi o della società, veniva da fuori, quindi loro lo hanno bloccato subito. E quindi voglio dire, anziché riconoscere dei meriti per questa naturale barriera, noi ecco, io l'ho detto prima, non voglio fare il capopopolo, non voglio fare ho detto prima a scanso di equivoci che in questo momento io condivido pienamente il provvedimento di chiusura. 900 morti, noi anche per rispetto di queste persone noi non possiamo andare in campo sereni, noi dobbiamo andare in campo ad arrabbiarci, a gioire, a soffrire e a gridare, ma con serenità, perché i nostri giocatori non sono, ripeto quello che ho detto prima, come i professionisti hanno la bolla, sono positivi, li chiudono in albergo e stop. I nostri giocatori prima di arrivare in campo vanno al lavoro, vanno a scuola, finito di giocare, l'allenamento e quant'altro, tornano a casa dai propri figli, dai propri genitori, dai propri parenti, dalle mogli, dalle fidanzate, e quindi con un pericolo costante. Dobbiamo avere la certezza di andare in campo con assoluta serenità. E torniamo assieme a Marco Tommasoni. Mister, lei va in campo, comunque sta lavorando con serenità, poi mi piacerebbe ricordare anche un aneddoto che la riguarda, perché lei, oltre ad essere un allenatore di Serie D, è anche un imprenditore, e la sua impresa è nata nel momento in cui stava provando anche a fare il calciatore professionista, no? Andò in Australia qualche anno fa e tornò, diciamo, con un'azienda di fatto. Questa preoccupazione, questa serenità, chiaramente preoccupazione o serenità che sta vivendo o meno in campo, la vive, la sente anche da imprenditore? Sì, certo, sono due cose completamente diverse, perché almeno dal punto di vista calcistico ci sono dei presupposti. Ecco, quest'anno con il fatto di poter allenare una squadra di interregionale e il fatto che comunque noi ci interfacciamo con Roma e non con la regione, c'è sempre stata data l'opportunità di poter continuare il nostro lavoro, perché il Sono è stato messo in un girone che è quello lombardo, che è stata regione rossa fino a pochi giorni fa. Eppure noi abbiamo sempre continuato a lavorare, abbiamo sempre continuato a giocare, perché il mese di novembre, dove c'è stato lo stop, è stato investito appunto, come ti dicevo, per recuperare le partite che erano state non disputate nel periodo di settembre e di ottobre. Quindi il calcio dal punto di vista di Serie D vive un momento che io reputo e trasferisco ai giocatori particolarmente felice, perché proprio, guarda, oggi parlando alla squadra e potendo fare allenamento sia la mattina che il pomeriggio, ho trasferito il fatto che comunque i giocatori sono particolarmente fortunati, perché molti loro colleghi o diciamo tali sono a casa che fanno fatica anche a fare un'ora di allenamento da soli. Quindi il fatto di poter rimanere in gruppo e di poter continuare a fare quello che gli piace, che è appunto lo sport, lo reputo una grossa opportunità e una grossa cosa della quale tenersi stretto, ecco, perché se dall'oggi al domani venisse meno, per tanti cambierebbe anche quella che è fondamentalmente l'economia propria e l'economia anche della giornata stessa, ecco, perché passando tanto tempo in campo le cose verrebbero a cambiare completamente. Dal punto di vista invece imprenditoriale, esatto, sì, come imprenditore, la mia è stata un'esperienza che ho provato da semiprofessionista in Australia, dove mi è venuta l'idea di appunto aprire un'attività che attualmente sto portando avanti, perché stiamo parlando comunque ormai quasi di 10 anni, dove comunque l'impatto del coronavirus ha trasformato non di poco quelli che sono i piani e le previsioni di quelli che sono i progetti che la mia impresa ha dovuto e dovrà sostenere, ecco. Quindi c'è stato di sicuro un cambiamento repentino
adattando la struttura ad un'attività che trasforma quelli che sono i suoi ricavi, che erano stati più per diciamo i negozi, i punti vendita, a quelli invece sono invece i ricavi online. Ecco, quindi noi c'è stato abbiamo virato abbastanza velocemente, perché stiamo parlando comunque di un semestre che per un'azienda 6 mesi sono veramente sono pochi. Abbiamo virato gli investimenti dai punti vendita fisici ai punti vendita agli investimenti online. Ecco, quindi io scindo sempre le due cose, perché parlare di impresa, parlare di calcio, i presidenti possono parlare di impresa come di calcio, gli allenatori invece fanno più fatica, ecco, nel senso che io scindo bene le due cose, perché dal punto di vista imprenditoriale si è dovuto virare in maniera veloce su altre dinamiche, mentre dal punto di vista calcistico, invece quest'anno, avendo avuto la fortuna e l'opportunità di poter allenare una Serie D, diciamo non è cambiato più di tanto, perché non ci siamo mai fermati, ecco, quindi certo. Grazie mister, è stata preziosa la sua testimonianza. Ovviamente in bocca al lupo per il campionato. Siete adesso circa a metà classifica, no? Quindi sì, a metà via tra la zona di vertice e la zona di fondo. Ci auguriamo tutti chiaramente che possiate andare avanti e risalire la classifica il più possibile, e ne approfittiamo per fare gli auguri di buon Natale e di buon proseguimento, e grazie per aver partecipato. Grazie mille a voi e in bocca al lupo per tutto. Buona serata. Grazie a mister Tommasoni. Ed era giusto fermare i dilettanti, visto che comunque i professionisti hanno proseguito. Sentiamo ancora da Leo dell'Avesa. Ma oddio, per loro è un lavoro, quindi dietro il loro lavoro girano altri lavori di altre persone. Per noi è una passione, ed è giusto che la passione rimanga tale, non vada a limitare i lavori che ognuno di noi fa, non vada a creare problematiche in famiglia o quant'altro. Loro sono ipercontrollati, penso ogni 2 o 3 giorni, anche meno, ma poi soprattutto, insomma, diciamo, per loro è proprio lavoro. Io in questo momento sto lavorando, loro hanno la fortuna di fare i calciatori, quindi che vadano avanti, anche perché comunque intorno ci gira un mondo incredibile, quindi insomma, penso sia anche giusto. E poi in questo periodo stare a casa è anche piacevole, comunque vedere qualche partita, tiene un po' compagnia, ecco. E la stessa domanda l'abbiamo fatta al presidente Gennaro, che ipotizza anche una data di ripartenza. Oddio, mi fa una domanda che gli rispondo, che i professionisti hanno la facoltà di fare diversi tamponi, diverse tipologie diverse del dilettantistico, vanno a superare certi tipi di costi. Il dilettantistico è enorme, dunque è giusto aver fatto questo per conto mio. Come ha detto lei, presumo alla prima settimana di febbraio del 2021. E una data la ipotizza anche Ruzza, sentiamo. Noi speriamo di ripartire, però come l'altra volta volevamo incontrare le società per pianificare e programmare, abbiamo detto è inutile che ci incontriamo per magari parlare di aria fresca, perché dopo reiterano i provvedimenti di chiusura e noi siamo là. Abbiamo già noi il piano, usciremo tra l'altro oggi proprio con il comunicato ufficiale, riproponendo quello in parte, cambiando ovviamente le date e inserendo qualche altro punto, insomma, interessante sicuramente per le società. Usciremo oggi col comunicato ufficiale proponendo, consci pur nella consapevolezza, e lo scriveremo, che comunque dovrà essere il nuovo consiglio direttivo. Noi ai primi di gennaio avremo le elezioni, dovrà essere il nuovo consiglio direttivo assieme alle società, come uso da parte, se ci fossimo noi, insomma, se fossimo confermati, come uso da parte nostra assieme alle società, come principio di democrazia e trasparenza, decidere sul futuro. Ma già oggi usciremo con delle indicazioni.
E oggi in effetti il comitato regionale è uscito con un comunicato ufficiale, il comunicato 46 del 2020. Cosa dice in sostanza questo comunicato? Si prosegue volontariamente per quanto riguarda l'attività agonistica dall'eccellenza in giù fino al 15 gennaio 2021 con lo svolgimento degli allenamenti all'aperto in forma individuale, chiaramente nel rispetto delle norme sul distanziamento. La sospensione dell'attività agonistica termina formalmente fino al 15 gennaio, il 15 gennaio 2021, così come da ultimo DPCM del 3 dicembre 2020. Dopo tale scadenza, in attesa comunque dell'evolversi della situazione, la Lega prevede che il mese di gennaio 2021 possa essere in linea di massima dedicato a un periodo di allenamento e preparazione atletica. Il mese di febbraio 2021 indicativamente da domenica 7 dedicato alle gare di recupero e, importante questa data, da domenica 28 febbraio e o domenica 7 marzo l'inizio dell'attività con svolgimento dei gironi dei vari campionati dalla terza categoria all'eccellenza di sola andata e previsione di play-off e play-out anche allargati se le società si esprimessero in tal senso. Ovviamente questa è una previsione, la Lega ha dato il suo parere. Questo chiaramente col girone di sola andata andranno rivisti anche un po' i criteri riguardanti le retrocessioni. Si ritiene comunque utile ribadire che tutte le gare disputate sono da considerarsi valide fino a questo momento per la classifica, così come previsto dal regolamento vigente. Cosa accadrà? Chiaramente lo sapremo soltanto con l'evolversi dell'emergenza. Speriamo che a gennaio il vaccino possa tranquillizzare un po' tutti, però la Lega dice: ok, a marzo si riprendono i campionati con i gironi di sola andata e vediamo di portare a termine questo secondo campionato segnato dall'emergenza Covid. Alessandro, insomma abbiamo detto tanto, abbiamo dato spazio anche all'arrivo di Maicon Alsona, chiaramente meritava questo spazio perché è un campionissimo e averlo a Verona, anche se alla soglia dei 40 anni come dicevamo, porterà sicuramente entusiasmo in un settore che in questo momento sta soffrendo drammaticamente. Sicuramente entusiasmo, come giustamente diceva il mister, entusiasmo fra i giocatori ma anche fra i tifosi che hanno già accolto questa notizia insomma con molto interesse. Lo stop del calcio ovviamente fa male perché tante piccole società insomma vivono e fanno anche divertire i tifosi, gli amici con il proprio campionato. E però nel sondaggio di oggi che possiamo vedere la pagina del nostro quotidiano Daily, il tema del giorno era appunto lo stop al calcio dilettanti. La domanda che abbiamo fatto ai nostri lettori: è giusto tenere fermo il calcio dilettantistico e non quello professionistico, come abbiamo chiesto anche ai nostri ospiti nei vari contributi? La maggior parte, quasi l'80%, ha detto sì, era giusto fermarsi, e quindi c'è anche comprensione nonostante l'entusiasmo e l'amore per questo sport. Come ha sottolineato il presidente Ruzza, insomma, le società professionistiche o semiprofessionistiche sono in grado anche di far fronte alle spese per il contenimento del Covid, tamponi a cadenza regolare, eventuale isolamento. Sono persone che comunque vivono di calcio, come ha ricordato anche Daleo, e sono persone che lavorano con il calcio. Pensare ai dilettanti invece che devono rimanere a casa dal lavoro perché positivi durante o con la positività acquisita durante un allenamento, durante una condivisione, insomma è impensabile, e probabilmente la scelta saggia è quella che è stata presa, quindi di sospendere i campionati in attesa di un quadro migliore dal punto di vista emergenziale. Alessandro, domani sera non ci sarà Verona Live, ricordiamo alle 18 la quinta e ultima puntata di Verona Economia, speciale settimana veronese della finanza. Sarà dedicata al risparmio, quindi vedremo gli italiani hanno tanti soldi sui conti correnti, anzi tanta liquidità perché non stanno spendendo, quindi crisi dei consumi, paura, e vedremo con degli esperti di analizzare questo trend che deve essere sbloccato il prima possibile. E quindi chiudiamo qui questa puntata. Grazie ancora e buona serata. Buona serata a tutti.